Rassegna di incontri con l'autore, sabato 24 luglio ore 18 a Concamarise. Claudia Farina presenta il suo romanzo Sull'onda, intrecci d'amore e di viaggio. Incontri con l'autore, sabato 24 luglio ore 18 nella piazzetta adiacente alla Sala Consigliare in via Capitello a Concamarise. Evento organizzato da Pianura Cultura con il patrocinio del Comune di Concamarise, Provincia di Verona e Regione Veneto. Sponsor Anna Garden e la Gaia Pizza di Concamarise. Dai libri di spy story, cioè le cose più intriganti, però appunto guarda un giorno vedi c'è un libro che è messo male. Siamo a Concamarise per quanto riguarda libri da gustare e incontri con gli autori. L'Associazione Culturale La Pianura questa sera ha avuto come ospite la brillante scrittrice Claudia Farina, e alla quale volevo fare alcune domande sul libro che ha presentato, un libro sull'onda, intrecci d'amore e di viaggio, un libro che dalla descrizione che ci ha fatto ci ha coinvolto, ci ha emozionato, ma soprattutto ci ha incuriosito, e quindi chiedo a Claudia, lei ha fatto un iter letterario toccando varie nazioni, quindi quasi un viaggio letterario, ma tutti questi luoghi che lei descrive molto bene li ha anche visti personalmente, li ha visitati e quindi ha potuto verificarne la storia, la cultura, le tradizioni? Sì, certamente, tutti i luoghi che qui ho descritto sono luoghi che io ho visitato, che ho vissuto, che ho molto amato e che mi hanno molto emozionato, al punto da sentire proprio l'urgenza di scriverne. A cominciare dallo Sri Lanka, bellissimo, che mi ha dato lo spunto per iniziare questo libro, lo tsunami, il 26 dicembre del 2004, che ha distrutto quelle coste bellissime, quei luoghi bellissimi che io avevo visitato poco tempo prima. Quindi dal luogo è nata un'ispirazione, perché sempre le mie prime ispirazioni per i libri sono i luoghi, non sono le persone. Non sono le curiosità, non sono le avventure, ma sono sempre i luoghi. Per me lo spazio vibra, colgo le vibrazioni degli spazi e poi cerco di farne un po' di letteratura. Cerca di trasmettercele e quindi ce le ha trasmesse molto bene questa sera. Un'altra cosa, nei suoi libri io vedo sempre che nel finale la donna ha comunque un ruolo vincente. Lei ha detto molto bene che non riesce a vedere una donna sconfitta, ma vedere sempre l'orizzonte, vedere sempre che c'è qualcosa, vedere la famosa luce dentro il tunnel. Quindi questa sua scelta è per diciamo la convinzione della potenzialità delle donne o per riscattare le donne da tante ovviamente, e ancora oggi lo vediamo, differenze, discriminazioni e ahimè anche abusi? Tutte e due le motivazioni che lei ha descritto, nel senso che per me la donna simbolo di tutto questo, che sintetizza tutto quello che lei ha detto, è la Maddalena. Infatti la Maddalena è protagonista degli ultimi due miei libri, ovvero l'essere stata a dir poco dileggiata e offesa, e essere stata descritta come sappiamo, mentre in realtà era un personaggio di un grandissimo carisma, una grandissima importanza. E per questo tutte le donne che ho descritto anche nel libro La svolta nei racconti di 10 donne sono tutte donne che alla fine soffrono, si disperano, ma alla fine tutte ritrovano quella scintilla divina che hanno dentro, e quella scintilla divina che hanno dentro serve a loro per andare, per riscattarsi o comunque fare una vita migliore. Grazie, è veramente un augurio speciale diciamo a tutte le donne, quindi me compresa, e grazie veramente per le sue spiegazioni brillanti e per averci così coinvolto e emozionato come sempre i suoi libri sanno fare. Grazie a lei.
Grazie e alla prossima occasione con l'Associazione Culturale La Pianura.